Innanzitutto ringraziare di cuore Salvatore Borsellino che ci raggiungerà a momenti e per strada. Lui è tornato a farsi sentire a Venezia ed è un grande regalo che ci fa, soprattutto a noi che da molti anni abbiamo la fortuna di conoscerlo da vicino. Lo ringrazio anche perché per suo tramite ho incontrato persone di grande sensibilità umana e cittadini esemplari come Fabio Repici, Federica Fabretti, Marco Bertelli, e ringrazio tutti loro che oggi mi hanno avvicinato ad un magistrato lucido e coerente come Giovanni Spinosa e ad una giornalista coautrice del libro che a sorpresa è venuta a trovarci, Antonella Beccaria, che ha scandagliato i misteri d'Italia da Andreotti a Calvi, da Ilaria Alpi a Giulio Regeni. Ecco, un grazie anche a voi per la partecipazione, un grazie alla Presidenza dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti perché ancora una volta ha voluto mettere a disposizione questa bellissima sala del Portero. La presentazione di questo libro è promossa dalle Agende Rosse di Venezia e sostenuta dalla sezione di Venezia dell'ANPI. Dalle agende rosse che si sono costituite per condividere con Salvatore Borsellino lo sforzo della ricerca della piena verità su moventi e mandanti della strage di Via D'Amelio, perché non se ne perda la memoria e con essa la ragione della lotta. Un'altra finalità del movimento è il sostegno al lavoro di quei magistrati, membri delle forze dell'ordine, giornalisti che sono esposti in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata, anteponendo il dovere di servire la Costituzione alle preoccupazioni per i loro rischi personali. Allora stasera troviamo affiancata l'ANPI, che proprio attraverso la difesa e la diffusione della Costituzione realizza il suo dovere di antifascismo, perché la nostra Costituzione è antifascismo messo nero su bianco, a fondamento della nostra Repubblica. L'ANPI che fa della memoria della lotta partigiana uno strumento per contrastare i revisionismi e la negazione sempre più sospetta di quello che è sotto gli occhi di tutti. Un fascismo che con metodi sempre più violenti si autolegittima. Un fascismo che spesso lascia le sue tracce nei misteri irrisolti della nostra storia repubblicana. Memoria e verità da sostenere soprattutto di questi tempi, in cui vediamo il ritorno alla messa in stato d'accusa dell'antifascismo. E non possiamo fare a meno in questo momento di pensare ai compagni dell'ANPI di Pavia, sotto processo, ai quali va tutto il nostro sostegno. Nelle attività delle nostre due associazioni quindi c'è in comune la ferma convinzione che la verità, oltre ad essere una conseguenza della memoria tenace, è un bisogno della libertà di pensiero e presupposto della indipendenza da ogni sudditanza. Ma perché sapere di più sulle stragi dovrebbe interessarci? Siamo tenuti a sapere cose più grandi di noi? Sapere dell'esistenza dell'armadio della vergogna deve servire a renderla pubblica quella vergogna o a convincerci che quell'armadio fu tenuto chiuso per proteggerci da verità di cui non potremmo reggere il peso, come certo paternalismo sospetto vuol farci credere. Da questa domanda si può arrivare a una delle spiegazioni per i depistaggi che infestano la storia giudiziaria italiana, ma anche a vedere più chiaro quante volte quelli che noi chiamiamo errori della politica, errori non sono, ma progetti a favore, come la trattativa con i mafiosi, a fin di bene, ci viene detto. Uno strano bene, perché alla fine fermare le stragi sacrificando proprio le menti migliori è un autolesionismo che genera più di qualche sospetto. Perché infatti bisognerebbe indebolire lo Stato, se non per favorire altre forze parallele. Parlando in libro di storie difficili da districare e di manovre dietro la scena, infatti un'altra osservazione che ci lascia stupiti è pensare a come può accadere che indagini di magistrati dalla professionalità straordinaria vengano sviate su binari morti. Quali maggiori competenze, conoscenze, abilità dobbiamo immaginare? Dove si forma il potere di queste menti raffinatissime
capaci di continuare a tessere quel filo rosso che nel libro si tenta di rintracciare, e soprattutto a quali fini e a vantaggio di chi vengono montati i depistaggi. Alla fine però questo libro un conforto ce lo dà, e sta nella risposta alla domanda su che cosa possiamo fare noi incompetenti. Basterà ascoltare Federica Fabretti e Marco Bertelli, che non sono né giuristi né giornalisti, o vedere il video di Angelo Garavaglia, che da non addetto ai lavori ha dedicato tanto del suo tempo libero per riavvolgere con caparbietà e pazienza i minuti successivi alla devastazione di Via D'Amelio e fornire elementi nuovissimi a supporto della ricostruzione di quei momenti. Grazie a loro anche per questi esempi. Concludo con un annuncio di servizio. Sulle sedie avete trovato una pubblicazione che vuole ricordare l'agenda rossa di Paolo Borsellino, sparita nel fumo delle bombe, di cui racconta la storia e che è il simbolo dei nostri gruppi. Ogni vostro contributo ci sarà di aiuto in queste nostre iniziative e nel sostegno alla Casa di Paolo, di cui vi parlerà Salvatore, come anche i proventi della vendita del libro a prezzo ridotto per decisione della casa editrice, che ringraziamo pubblicamente. Grazie ancora a tutti.